Ok, andiamo. Siamo arrivati in una chiesetta fantastica, oserei dire, un po' impegnativa la salita, ma secondo me ne vale veramente la pena. Spero che riuscite a gustarvi questo panorama veramente eccezionale. La chiesetta l'ho aperta io, ma si può entrare. Entriamo in questa chiesetta molto piccolina, romanica, poi troverete tutte le descrizioni nel sito delle chiese romaniche. Eccola qua. Potete anche lasciare una firma che siete venuti. Adesso giro la mia cam 360 per ritornare all'uscita e faremo un giro intorno alla chiesa. Perfetto. Siamo usciti. Osservate un attimo il panorama. Adesso facciamo finta di fare una ripresa del drone, quindi andiamo in alto, in alto, in alto, in alto a 360, così potete gustarvi questo panorama fantastico, mozzafiato oserei dire. Lì c'è il castello romanico che ci passiamo dopo al ritorno, faremo altre foto. Ok, continuiamo camminando. Attenzione se venite qua al ghiaccio, quando sono arrivato stamattina era ghiacciato, logicamente se venite in estate non avrete questo problema. Continuate ad osservare il panorama unico no, ma diciamo che penso che sia abbastanza accattivante. Ok, calcolate che oggi è il 15 di dicembre, dopo circa un mese di pioggia finalmente un po' di sole e le attività sono state riattivate. E voilà, di nuovo la chiesetta. Come potete notare è una cosa fantastica. Se il video non lo vedete bene, in alto su YouTube ci sono 3 pallini, selezionate qualità massima Full HD, così vi apparirà. Potete anche usare gli occhiali a 360, questo video è fatto apposta per lasciare un'impronta con un progetto fantastico. Ok, vorrei sapere un attimino cosa ne pensate di una chiesa così particolare e bella come può essere questa.